Sono Claudia, sono un'insegnante e sono del sindacato USB. Oggi come USB siamo in piazza in tutta Italia, a fianco di voi studentesse e di voi studenti, perché la vostra protesta è la nostra, perché l'USB ha proclamato oggi lo sciopero nazionale di tutta la scuola, di tutto il personale della scuola. Siamo in piazza accanto a voi studenti e studentesse. A pochi giorni dalla morte di Lorenzo, anche quest'altra morte di Giuseppe, non potevamo rimanere indifferenti. Giuseppe era al terzo anno di un centro di formazione professionale, ma che si tratti di formazione professionale, che si tratti di alternanza scuola-lavoro, la sostanza non cambia, il sistema di formazione è piegato, è modellato al mercato del lavoro sempre più feroce, al profitto che pensa soltanto al profitto di pochi e non all'interesse collettivo. La scuola non è un'azienda, la scuola deve tornare a essere un luogo di emancipazione. La scuola deve essere il luogo dove poter superare quegli ostacoli che rendono impossibile l'uguaglianza tra voi studentesse e studenti. Oggi siamo in piazza come USB per chiedere l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, nessuna modifica, l'abolizione! Le dimissioni del ministro Bianchi dimettiti! È un sistema, è una riforma seria del sistema di formazione. Noi non possiamo più accettare che questa scuola, la scuola è un'azienda e non possiamo questo profitto sulla pelle di noi lavoratori e di voi studenti. Abbiamo visto in questi giorni le lacrime di coccodrillo del PD, il PD che in questi giorni hanno imbrattato tutte le sedi del PD, perché il PD è il maggiore responsabile dell'alternanza scuola-lavoro, perché il PD ha introdotto e ha reso obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro con la buona scuola di Renzi nelle scuole. Abbiamo visto anche la prima di coccodrillo dei sindacati come CGIL e Cisrevil, che di fatto hanno firmato questa buona scuola di Renzi rendendola possibile, e tutti i protocolli successivi. E non vi dimenticate che l'ufficio scolastico regionale siciliano ha firmato dei protocolli con l'esercito italiano per fare l'alternanza scuola-lavoro nelle caserme di Catania, Palermo e Messina. Quindi non solo vi vogliono trasformare in una forza lavoro gratuita e da sfruttare, ma vi vogliono abituare e addestrare alla guerra, a modelli sempre più bellicosi, addestrare alla guerra, e vi mandano anche a morire. Questa cosa non è accettabile